Lasciare incarichi dalle nostre parti non è un esercizio molto praticato e diffuso, tant'è che qualche settimana fa fecero clamore le dimissioni a sorpresa di Margherita La Rocca. Lasciò il ruolo di capogruppo dell'UDC all'Ars. Perché mai l'avrà fatto? È stata la domanda ricorrente. Oggi arriva la risposta e la fornisce lei stessa in un'intervista rilasciata al Giornale di Sicilia. Ha preferito fare un passo indietro per non firmare le assunzioni di un numero a suo giudizio eccessivo di personale da assegnare al servizio del gruppo parlamentare. Troppe le assunzioni, insomma. All'Ars, fra febbraio e metà marzo, i magistrati contabili fiutarono puzza di bruciato, così sotto la lente di ingrandimento finirono i gruppi parlamentari per cercare di capire come fosse possibile che a fronte della diminuzione dei deputati stessero aumentando le assunzioni. Dentro i partiti, deputati in agitazione per accaparrarsi il maggior numero di contratti. Da qui la decisione di Margherita La Rocca di farsi da parte. Nel gruppo ODC siamo in 5, racconta. Ognuno dei miei colleghi proponeva di fare 2 contratti a figure da loro individuate. Con questa media rischiavamo di fare 10 assunzioni. In più abbiamo 8 stabilizzate e bisognava dimostrare che non ci fosse duplicazione di ruoli e competenze. Avremmo finito per avere 18 precari per 5 deputati. Non me la sono sentita. E la settimana scorsa mi sono dimessa da capogruppo, sono ancora le parole di Margherita La Rocca. Da qualche giorno al vertice del gruppo ODC c'è la marsalese Eleonora Locurto. Toccherà a lei ora decidere se firmare quelle 10 assunzioni. Al di là del fatto che si possa fare per legge, non mi è sembrato corretto assumere persone che non sono neanche laureate, sottolinea Margherita La Rocca. Mi chiedevo come avrei potuto spiegarlo all'opinione pubblica. Io penso, osserva la parlamentare liberese, che bisogna agire sempre per il bene del gruppo. Non c'era bisogno di quelle assunzioni, ci servivano altre figure, come l'ha detto Stampa, il responsabile della sicurezza e un esperto di diritto, ma non ho visto curricula adeguati. Mi è sembrato giusto dare un segnale di razionalità, conclude Margherita La Rocca, in un momento in cui si parla tanto di spending review e la gente fuori dei palazzi è in difficoltà, e allora ho deciso, io quei contratti non li firmo, lascio che siano altri a decidere.